Allora, questa area introduttiva si basa sostanzialmente su due concetti. Il primo è il simbolo di Palermo, della Sicilia, del Regno di Sicilia sin dal Medioevo, quindi l'aquila. L'aquila che su quella parete ci sono diverse aquile anche dell'araldica, è un simbolo medievale che tuttora è il simbolo del Palermo. Sì, l'hai spiegato bene nel libro, dico, esatto, perché esatto. Ieri mi sono messo un po' a libro guardare e quindi è un po' la sintesi del museo. Sì. L'altro tratto distintivo del museo è il rosanero, cioè l'unicità dei colori che distinguono il Palermo e Palermo nel mondo. Queste che vedete sono le prime 57 maglie, ne abbiamo circa 200 che periodicamente alterniamo. Tutto quello che vedete in esposizione è tutto stato o donato o conferito in comodato d'uso gratuito, cioè attraverso il sito nel 2019 è stata fatta una chiamata a raccolta e tifosi, collezionisti da ogni parte del mondo. Non avete avuto tempo di rispondere alle mail, c'è scritto nel libro perché... Esattamente, perché la cosa è stata fra l'altro in un arco temporale relativamente breve. Nelle maglie, ma chiaramente voi me lo insegnate perché io l'ho visto anche a casa vostra, c'è tutta l'evoluzione e la storia del calcio anche attraverso i tessuti. Queste sono maglie di lana pesante, pesantissime, e si giocava estate e inverno. Alcune di queste fra l'altro sono griffate dalla NR, che sono le iniziali di Nicola Rappuglia, che è un palermitano che poi si è trapiantato a Pescara e ha vestito questa marca il Napoli di Maradona, la prima Sampdoria con Vialli. È un'azienda buona. Ci sono chiaramente, diciamo, chicche per collezione. Giovanni, solo una cosa, ho letto anche nel libro che nel periodo fascista è stata i colori rosa-nero sono stati abbandonati. Ora vi farò vedere per fare così i colori giallo-rossi perché dico, c'era i colori della regione di Sicilia e quindi i colori anche municipali, perché infatti questa è la bandiera. Quando il comune ha donato questa aquila, questa è una donazione del comune di Palermo, è stata svelata sul gonfalone comunale, quindi ecco perché vedete poi, e vi farò vedere un riferimento a questa cosa. Anche se la maglietta con i colori giallorossi, però c'erano qualche striatura di colore rosa-nero, se non ricordo un'altra sono stato, dico, mi sono preparato, dai. Infatti ti vedo. Questa per esempio è una chicca, questa è una maglia usata per una sola finale, per una sola partita. La finale di Coppa Italia. Con la Juventus? No, la finale di Coppa Italia di Serie C che sancisce la riapertura dello stadio, che la favorita si rifece per i mondiali del 90. È fu usata solo per Palermo Lucchese, finale persa dal Palermo in casa ai calci di rigore. Siccome il Palermo ha raggiunto un accordo commerciale con ABM, mentre per tutto l'anno ha giocato con questa casa Hummel, che era lo sponsor della nazionale danese ai tempi di Elker, anni 80. Fecero una sola partita con questa maglia e poi per i 5 anni successivi sempre ABM lo sponsor tecnico. La scelta è quasi sempre noi scegliamo di disporre le maglie frontalmente per fare vedere l'evoluzione dei loghi, degli sponsor, degli stemmi. In alcuni casi chiaramente abbiamo fatto delle eccezioni, perché per esempio Biffi 356 presenze, è il giocatore più presente nella storia del Palermo. Biffi, dal Milan, veniva dal Milan Biffi. Sì, giovanili del Milan. Infatti quando è venuto ne abbiamo parlato. Da quest'altra parte ci sono i nomi di campioni del mondo, tipo Grosso, poi qua dentro vedrete Barzagli, Toni, Corini. Chiaramente sono maglie che si raccontano per chi le ha indossate. Corini, che ancora Vasari, è l'allenatore. Brienza, Grosso, vestito dei mondiali, figlio Collo. E poi Giovanni, un'altra chicca, quando poi hanno regalato i cimeli il biglietto per la finale di Coppa Italia con l'Inter, e quando avete dovuto, perché avete dovuto sicuramente stipulare una polizza assicurativa, vi hanno chiesto il valore di quello che c'era all'interno del museo. E non mi ricordo in questo momento chi era che ha donato questo biglietto, ha detto non ha valore. Io ho donato la mia vita. Vero. Quindi... assolutamente così, ma molti ci hanno detto questa cosa. E quindi... È stato difficile dare un valore economico. Alcune cose magari ce l'hanno, perché c'è la maglia, quella per esempio, questa qua è una maglia di Niccoli
con la cucitura indossata per la finale di Coppa Italia, che tu dicevi. Sì. Quindi nel mercato dei collezionisti la maglia, bene o male, la puoi prezzare, ma ci sono cose che magari c'è gente che si è custodita tutta una vita. Ora alcune cose ve le farò vedere. Sì, sicuramente ci sarà il biglietto della finale. Sì. Sorrentino. Qua ci sono ancora giocatori in attività. Sì, Dybala. Basket, Ieri. Dybala, Basket. Belotti. Bru. Sì. Questi 4 manichini, a differenza di queste maglie che vi dicevo, questi non cambiano mai, perché sono la prima maglia del nuovo Palermo, che è ripartito nel 2019 dalla Serie D. Infatti c'è una toppa Marsala Palermo la prima. Questo è il completo di Raimondo Lucera, che fu l'autore del gol partita quel giorno. Questa è una camicia bianco-rossa perché è una riproduzione della prima divisa dell'Anglo Palermitan Athletic Football Club, cioè il primo Palermo, che si chiama Anglo Palermitan, e il primo Messina vengono fondati sostanzialmente da ambienti vicini al consolato britannico. Quindi Sì, lo dici nel libro, c'è... Ecco, e infatti per queste ragioni i colori sono prima quelli della bandiera inglese, quindi la croce di San Giorgio. Sì. Poi viene adottata per 7 anni una camicia rosso-blu, che sono i colori della Union Jack, quindi la bandiera della Gran Bretagna, perché c'erano anche soci scozzesi. Sì. Da qui poi parte la leggenda, per cui dopo un candeggio sbagliato il rosso-blu stinse e divenne il rosa-nero. Invece secondo un'altra versione, che sembra un po' più anche confermata dai documenti, siccome la famiglia Florio, che era una delle famiglie più importanti di Palermo, produceva un rosolio rosa alla cannella e un amaro alle erbe nero, per sponsorizzare questi liquori si scelse il rosa nero, che qui rappresentato, questa è la prima divisa della stagione in corso. Sì. Poi c'è il rosa degli altri, che alla parete alle vostre spalle noi ospitiamo, e anche queste le cambiamo periodicamente. Siccome oggi il rosa fa molta tendenza, quindi ci sono molte squadre che utilizzano il rosa per le proprie seconde e terze maglie, allora noi le ospitiamo per far vedere un po' come i colori del Palermo, e quelle sono Corinthians Casual di Londra, Mallorca, Betis Siviglia e Juventus, che fra un po' cambierà. Sì. Che prima del Palermo si chiamava Juventina? Per un periodo il Palermo ha avuto diverse fusioni e fallimenti. Per un periodo, intorno al 1940, ci fu un crack finanziario, il Palermo non si riuscì più a iscrivere al campionato, c'era un'altra squadra palermitana, che era la Juventina Palermo, che per una certa fase prese le reti, prese il primato cittadino. Poi si ricostituì una associazione calcio Palermo che si fuse con questa Juventina e fecero la Juventina Palermo nel 41-42. Presidente Barbera. Esatto, c'era Renzo Barbera, vinsero il campionato. L'anno dopo il Giornale di Sicilia indisse un sondaggio e i tifosi volevano, intanto questa Juventina aveva i colori bianco-azzurri, come queste, ora ne parliamo. E si dovettero invertire i nomi, quindi da Juventina Palermo la squadra si chiamò Palermo Juve, e poi la parte Juve è decaduta sostanzialmente. Questa è bianco-blu, bianco-azzurra, perché riprende il primo logo del Palermo, che ora vedete qui. Questa è tutta una galleria di loghi. Perché bianco-azzurro? Perché c'è stata una storia simile a questa della Juventina nel 1919, cioè dopo la prima guerra mondiale il Palermo non si era ricostituito. Allora praticamente un'altra squadra cittadina, il Racing, che giocava in quello che allora era lo stadio del Palermo, il Ranchibile, di cui ora vi farò vedere delle foto, ha tenuto in vita il calcio in città. Anche in quel caso, dopo un anno, il Racing tornò a chiamarsi Palermo e cambiò i colori dal bianco-blu al rosa. Per queste ragioni abbiamo voluto fare una maglia usata una sola volta, il 23 dicembre 2020, in onore a questa squadra che ha tenuto in vita il calcio in città. E questa è la maglia, che è bianco-azzurra ma ha i richiami rosa-nero. Ho capito. Qui noi entriamo in quella che abbiamo chiamato la linea del tempo, dove da un lato c'è l'evoluzione dei loghi con tutta una serie di oggetti di riferimento, quindi il primo statuto, documenti, spillette, gagliardetti, cioè tutto quello che fa vedere l'evoluzione grafica del simbolo. Sì. Da quest'altra parte invece c'è la storia della squadra, Sì. e in parallelo la storia della città, raccontata attraverso oggetti che raccontano i periodi. Per esempio, gli scarpini di Tanino Troia, attaccante palermitano, con quelle scarpe lui ha assegnato a Lev Yashin, l'unico portiere ad aver vinto il pallone d'oro, in un'amichevole che si è giocata in questo stadio, vinta dalla Dinamo Mosca. Il famoso biglietto della Coppa Italia del di cui 74. infatti.
persa dal Palermo ai calci di rigore contro il Bologna. E questo è tutto un angolo che ricorda quelle finali di Coppa Italia, perché questa col numero 12 è la maglia del secondo portiere nella finale del 79, quella persa contro la Juventus ai supplementari. Quella bandiera l'ha donata il presidente Mirri e praticamente gliela regalò suo zio, che è Renzo Barbera, e lui, Mirri, da bambino, bardato di questa bandiera, seguì la partita e poi racconta sempre che scoppiò in lacrime. Questa locandina che voi vedete il Palermo scritto in grande, è scritto in grande perché praticamente ai tempi per sportività venivano affissi dei manifesti dove era la squadra ospite a essere presentata in grande. Infatti questa è una partita che si giocava allo Stadio Moretti di Udine. Per dire alcune cose tra quelle che ci sono rispetto ad oggi. Sì. E poi Giovanni, un'altra cosa, che quando ha lasciato la presidenza Renzo Barbera tutti l'hanno acclamato e lui in maniera molto semplice ha detto: ho fatto solamente il mio dovere. Sì, lui, Renzo Barbera, praticamente il patrimonio di famiglia ha impegnato per il Palermo, è stato infatti presidente molto, molto amato. Qui poi passiamo, diciamo, in un'epoca un po' più recente, perché abbiamo i giornali che poi sanciscono il ritorno del Palermo in Serie A dopo 32 anni, quella è la Gazzetta dello Sport che dedica una prima pagina, il Daily Mirror di quando il Palermo andò a vincere in casa del West Ham in Coppa UEFA, i biglietti e il programma della finale, quella persa contro l'Inter nel 2011. E poi anche qui vari oggetti, quella per esempio è la maglia e la fascia da capitano donate da Massimiliano Favo di quando il Palermo vinse la Coppa Italia di Serie C nel 93 contro il Como. Ci sono disegni, ci sono magliette, ci sono cimeli del tifo organizzato. Questa è la maglia della squadra che ha vinto la Serie D nel 2020, che è l'anno in cui è stato inaugurato il museo e è stato realizzato anche questo francobollo celebrativo dei 120 anni dalla fondazione. Qui poi entriamo in un'area mista, che è un'area che è dominata dal plastico dello stadio in versione subbugleo. Non so se vi ricordate questo gioco. Sì. A questo plastico sono associate, qua vedete ci sono 80 miniature, tutte dipinte ad ago, fatte da artisti di tutta Italia, dove c'è tutta l'evoluzione grafica della maglia e sono disposte su una vetrina specchiata per far vedere anche il retro. E qua c'è un modellino che riprende quella maglia che dicevi tu, cioè la maglia giallo-rossa. È il sesto modello partendo da sinistra verso destra e fa riferimento a quel triennio dal 37 al 40 quando il Palermo dovette indossare i colori municipali. Alcuni di questi giocatori sono sorprendentemente simili, come per esempio Vito Chimenti, che si riconosce che è scomparso la settimana scorsa. Abbiamo avuto qua la moglie, il figlio, e Totò Vullo che è venuto a ricordare il compagno di squadra. Su queste, allora, qui abbiamo 9 monitor dove abbiamo recuperato un po' tutto l'archivio video che riguarda la storia del Palermo. Lì per esempio si è appena visto Renzo Barberi in alto a destra che rilascia un'intervista seduta a stante a margine di un Monza Palermo. Pensate che differenza, cioè finisce la partita e il cronista subito intervista il presidente. Ognuno di questi monitor ha dei contenuti che girano in sequenza. Ed è collegata a queste 9 cuffie, quindi praticamente si può ascoltare la partita, il registro. Sì. Attorno al plastico vedete che ci sono praticamente delle maglie, delle fotografie. Queste sono le maglie di tutte le squadre che sono state ospiti a Palermo delle partite di Coppa UEFA, quindi sono tutte maglie internazionali. C'è il gagliardetto dello Schalke 04, la maglia del West Ham, Newcastle, Celta Vigo, Lokomotiv Mosca, Mlada Boleslav e CSKA di Mosca. Quella è Europa League. Sì, queste sono tutte. Sì, quando il Palermo ha giocato in Europa League. E poi sempre a girare ci sono delle fotografie che ricordano praticamente tutta l'evoluzione di questo stadio. Questo stadio è vincolato alla sovrintendenza. Ora uscendo io vi farò accorgere che queste arcate
sono state mantenute dal progetto del 1932 e il nuovo stadio è stato costruito praticamente di sopra, ma dall'esterno questo si percepisce. Sì, si vede. Perché lo vedete anche poi frontalmente qui. Sì. E poi ci sono anche dei riferimenti agli altri campi. Sì, dove c'è lo store, questi sono le... Esattamente. E poi ci sono dei riferimenti ad altri campi che fanno sempre parte della storia della città e che praticamente abbiamo voluto fare anche questa sequenza di foto su com'era e com'è la città. E poi è tutto mappato in questa mappa, che è una mappa della città attuale, sì. Però facendo vedere dove erano ubicati i campi, così ci si può orientare e vedere che, per esempio, dove c'è oggi la Corte dei Conti, lì c'è stato un primo campo del Palermo, o dove oggi c'è una scuola, c'è un altro. Alle vostre spalle questa è una collezione tutta degli anni 30 che ci hanno donato gli eredi di Ettore Banchiero, attaccante alessandrino che ha giocato 2 stagioni a Palermo, e sono le 2 stagioni in cui il Palermo lascia il campo ranchibile e viene a giocare qui quando si chiamava Littorio. Nel Palermo giocava un certo Cicino Russo di Milazzo. In che anni? Forse anni 40. Il Palermo ha vinto il campionato di Serie B. Allora è la Juventina Palermo, Russo della Juventina Palermo, perché il Palermo vince un campionato come Juventina Palermo, allora vince la prima divisione, che è l'equivalente della Serie C, nel 41-42. Fanno la Serie B 42-43. Io penso che era la Juventina. Questa era, perché poi in Massara, poi si è interrotto. Si chiamava Cicino Russo. Penso che sia questo, perché io me lo ricordo questo nome nella formazione con i vari Todeschini, Bazan, quindi dovrebbe essere la Juventina che poi diventa Palermo, anche perché poi il campionato si interessa. Perché io ho giocato con lui, sai? Sì. Lui era in età già avanzata. Dove? Nel Milazzo? No, nel Milazzo, i tornei estivi. Tornei. Sì, a Spadafora, sì, Cicino Russo. Infatti ho fatto vedere a Sconso, se mi ricordavo. Sconso sicuramente se lo ricordo. Sì, se lo ricordavo, sì. Sono ricordi Cicino, Giuseppe. Complimenti, veramente. C'è un pezzo di storia. Giornali, libri, riviste e i poster. Ora questa area di qua la stiamo un po' modificando. Questa praticamente è la Hall of Fame. Significa abbiamo mandato un centinaio di giocatori in nomination, che sono questi. Vincono questi 11. Perché chiaramente sono dei singoli molto forti, ci sono campioni del mondo, però chiaramente risente molto anche dell'età di chi ha votato, perché magari attraverso il sito il ragazzino si ricorda si dice spesso, io avrei votato un altro, perché infatti la frase che diciamo sovrasta questa parete è l'unico calcio che vale è quello che uno conserva nei propri ricordi, cioè io posso essere affezionato ad altri giocatori a un periodo. Certo. Ma dietro avete foto del tifo organizzato e da questi tubi cori e inni dello stadio. Scusa, la battuta non sta in sì. Super, che mandano si sente tutto. Vediamo questo. E poi abbiamo dentro questi box ci sono dei visori, quadridimensionali. Sì, praticamente indossandoli praticamente potete provarli, si ha l'impressione di essere in campo. E per dare al visitatore la possibilità di capire, diciamo, un po' come stare dentro il contesto di gioco. Arancio, Valente, Palazzi, Saraniti, di qua, Arancio, Goriano, Martelli, Lucca, Santana, Prego. Sei dentro il campo. No, stai fermo. Ma si vede? Sì. la partita della prima volta. Ora sì.
Sì, pare che stai cadendo il tuo capo. Sì. Vuol dire l'effetto. Presidente, noi siamo una piccola realtà, siamo una delegazione del Museo del Calcio Siciliano di Nino Antonia, che è qui presente il fondatore. L'idea di questo museo è nata, come è nata l'idea del Museo del Calcio di cui siamo Aquile, proprio è stato inaugurato nel lockdown e ci avete Giovanni assieme ad altri 2 collaboratori ci hanno onorato della loro presenza. Sì, della loro presenza e sono rimasti entusiasti. Sicuramente non è paragonabile a quello che abbiamo visto oggi e per questo dico noi vogliamo donare una targa al museo del calcio del Palermo perché possa portare anche bene per la partita di oggi. Così grazie molte, complimenti per tutto, grazie per tutto quello che avete fatto dico, in questa giornata per noi. Grazie. Forza Sicilia. Forza Sicilia. Grazie. C'è Giovanni, qua un attimo dico, faccio anche complimenti a Giovanni per la realizzazione di questo museo e Forza Palermo sempre e speriamo che oggi vada bene. Giovanni, ascolta che dice il Presidente. Dico, il mio vicino diceva la maglia del Palermo da mettere nel museo. Penso dico che sarà fatto. Va bene. Io accetto con tanto cuore. Va bene. Arrivederci.